Città in lutto a Pieve di Soligo per la morte della 46enne investita sulle strisce pedonali dall'auto condotta da un'anziana. La donna aveva fatto da scudo ai bimbi. La salma verrà tumulata nella sua pola dove voleva tornare con la famiglia. Ennesimo episodio di violenza su un mezzo pubblico tra Venezia e Treviso. Autista aggredita e minacciata da un uomo che voleva coltellarla. La donna riesce a reagire con lo spray e il peperoncino. Attesa per l'esito dell'autopsia sul corpo dell'imprenditore trevigiano morto tra le fiamme nell'ultraleggero caduto sabato nel Bresciano, inchiesta aperta per capire le cause della tragedia. Meno di 13 giorni al referendum per l'autonomia, il vero nemico da sconfiggere è l'astensionismo, ribadisce il governatore Zaia, che ringrazia il patriarca per le sue parole positive sull'autonomia. Meningite nella Marca, bimba di 5 anni del Coneglianese, ricoverata in gravi condizioni, avviata la profilassi per un centinaio di persone che nell'ultimo periodo avevano avuto contatti con la piccola. Gruppo di migranti di Portogruaro aggredito da una quindicina di giovani, alcuni dei quali ultra del Treviso Calcio, indagini dei carabinieri e ai nostri microfoni la testimonianza di uno dei feriti. 54 anni fa l'orrore del Vajont, come fosse ieri per superstiti e sopravvissuti di quell'onda maledetta. Questa sera puntate speciali di 20 e 10 e prima serata su Antenna 3. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antenna 3, il nostro telegiornale del Veneto con la cronaca delle ultime ore. Avete sentito la morte della mamma Coraggio di Pieve di Soligo. Intanto l'accusa per l'anziana investitrice diventa ora di omicidio stradale. Il figlio maggiore della 46enne morta per le conseguenze di quell'incidente ora sfoga la sua rabbia scrivendo una lunga lettera all'anziana che era alla guida. Il dolore del distacco, lo strazio di chi resta, quei due bambini innanzitutto, investiti con la mamma sul passaggio pedonale di via Vaccari, lo spavento, adesso la rabbia che il maggiore cerca di sfogare, scrivendo ciò che direbbe se potesse parlarle all'anziana che li ha travolti. Trascorre anche così nella casa di via Chisini il giorno dopo la morte di Antonella Kmet, la 46enne di Pieve di Soligo, che per salvare i figli si è fatta investire in pieno dall'auto di una pensionata 87enne di fronte al vecchio municipio. Con i due piccoli ci sono i nonni materni e una zia di Milano. Il papà, Marco Fiorini, è a Treviso per sbrigare la burocrazia del caso. I medici ieri hanno staccato le macchine. Inizialmente sembrava che la donna respirasse autonomamente, ma la speranza si è spenta di lì a poco. Per fissare i funerali si aspetta il via libera della procura. Da lesioni gravissime a omicidio stradale, l'accusa ipotizzata nel fascicolo d'inchiesta aperto a carico dell'investitrice. In molti a Pieve allargano le braccia, a quell'età dicono non doveva trovarsi al volante. Io non ne faccio una colpa all'età, si chiama incidente proprio perché avviene senza la volontà dei singoli e delle persone. Una doppia tragedia, dice il sindaco, quella che colpisce il cuore del quartier del Piave. In questa circostanza la comunità di Pieve di Soligo è doppiamente ferita. Il cordoglio alla famiglia e la vicinanza a tutte e due le famiglie toccate da questo dramma. L'assistente sociale, il servizio sociale che questi giorni ha sempre lavorato anche di concerto con le unità sanitarie proprio per essere più vicino possibile alla famiglia, ai piccoli ma anche alle persone adulte, ai familiari, proprio per comprendere e essere di supporto. All'asilo Maria Bambina, dove Antonella era rappresentante di sezione, suore e maestre la ricordano con gli occhi lucidi. La superiora, Suor Dina, parla di una donna speciale che sapeva portare pace tra le persone e che ha cresciuto due bimbi con il dono, sempre più raro, della gentilezza. E un dono il marito vuole ora fare ad Antonella, seppellirla a Pola, dove, una volta che i figli fossero stati grandi, avrebbero voluto trascorrere insieme la vecchiaia. E ora a Padova, in via Chiesa Nuova, per un folle inseguimento a tutta velocità, un furgone semina il panico, poi il conducente fugge anche a piedi, è stato bloccato dai vigili, un nomade che vive nel campo di via Bassette. Quando ha visto la paletta e gli agenti che gli hanno intimato l'alta, è fuggito a folle velocità al volante di un furgone, rischiando di travolgere i passanti e non rispettando i semafori. Ha seminato il panico in via Chiesa Nuova, quindi ha abbandonato il mezzo ed è fuggito a piedi lungo l'argine, rincorso dai vigili motociclisti, che non ha esitato ad aggredire colpendoli a calci e pugni. Solo dopo molta fatica gli agenti sono riusciti a raggiungerlo e immobilizzarlo. Persone che alla vita del furgone hanno dovuto scansarsi per evitare di essere travolti. Al termine dell'inseguimento non
il mezzo guidato dal soggetto, non potendo più proseguire oltre, l'ha letteralmente abbandonato e si è dato alla fuga. Per lui numerose accuse dopo l'inseguimento di ieri, tra l'altro resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza e senza patente, visto che gli era stata ritirata dai carabinieri di Rovigo solo 3 giorni fa. L'autore della bravata è uno dei componenti della famiglia che viveva nel campo nomadi di via Bassette e che poi ha ricevuto dalla giunta Bitonci una casa popolare a Mortise. Il sindaco Giordani è pronto a revocare il diritto all'abitazione, poi precisa che lo farà solo se gli sarà consentito dalle norme e noi vedremo se riuscirà a mantenere questa promessa. Mi pare allucinante aver dato la casa a queste persone qua. Con me l'illegalità non rese più, io voglio capire bene la situazione, voglio vedere se ci sono gli estremi per poter togliere la casa, perché non è giusto dare case quando c'è emergenza abitativa, con la scusa emergenza abitativa a queste persone non va bene. È pronto a revocare eventualmente, se si può, l'assegnazione? Se si può, sì, se si può, bisogna verificarlo, non conosco esattamente le norme. Intanto la magistratura ha aperto un'inchiesta sull'ultimo volo dell'imprenditore Antonio Bonazza, precipitato con l'ultraleggero sabato nel Bresciano. Si attende l'esito dell'autopsia. Il giorno del dolore e del silenzio a Paese, dove ha sede la storica azienda di costruzioni, a Treviso, dove vive la famiglia, e a Montebelluna, dove si trova l'aviosuperficie dalla quale sabato Antonio Bonazza, assieme all'amico Paolo Pesente, era partito per un volo che li aveva portati sulla sponda bresciana del lago di Garda. Un volo maledetto, perché nel cielo tra le campagne di Padenghe e Bedizzole l'ultraleggero di Bonazza ha perso improvvisamente quota, precipitando al suolo e prendendo fuoco. Nulla da fare per l'imprenditore 79enne, conosciutissimo a Treviso per la sua attività nel settore dell'edilizia. Per capire cause e dinamica della tragedia si attende l'esito delle indagini. La procura ha disposto l'autopsia ed il sequestro dei resti del velivolo. I tecnici dell'Agenzia Nazionale sulla Sicurezza del Volo e di Carabinieri stanno raccogliendo indizi e testimonianze. Bonazza era un pilota esperto e prudente, con un'esperienza di migliaia di ore di volo. L'ultraleggero veniva sottoposto a regolari controlli e manutenzioni e proprio nei giorni scorsi il velivolo era stato sottoposto ad un intervento di manutenzione. I test eseguiti prima della riconsegna non avevano evidenziato nulla di anomalo, eppure sabato pomeriggio, poco dopo il decollo, Bonazza aveva contattato via radio il compagno di volo, al quale aveva riferito che voleva rientrare perché qualcosa non andava. Poco dopo lo schianto al suolo. Antonio Bonazza lascia la moglie, una figlia ed anche tanti amici che lo avevano apprezzato come uomo che amava la vita, la compagnia, oltre che come grandissimo lavoratore. Si attende il nulla osta della magistratura per fissare la data dei funerali. E poi la gran paura vissuta da una conducente di un mezzo pubblico, aggredita da un passeggero che voleva colpirla con un coltello. Dicevamo appunto la conducente di una linea MOM in servizio tra Treviso e Portogruaro. Nel veneziano grazie all'uso di uno spray peperoncino si è difesa. La donna è una dipendente della Dover di Bari, società alla quale la MOM ha subaffittato alcune linee. Il fatto è accaduto mentre il bus attraversava il territorio comunale di Motta di Livenza. Il responsabile dell'aggressione, identificato dalle forze dell'ordine, è un soggetto già noto per comportamenti anomali. La donna, rimasta illesa, ha dovuto comunque fare ricorso alle cure dei sanitari per lo shock subito. Sull'episodio è intervenuta la FIT CISL di Belluno Treviso, rinnovando la richiesta di isolare i posti di guida dal resto della corriera con un vetro antisfondamento, così da impedire il contatto con l'utenza, e disporre poi nei mezzi di bottoni SOS in caso di pericolo, nonché di aumentare le risorse da dedicare ai controlli dei mezzi. Ulteriori approfondimenti nelle altre edizioni dei nostri telegiornali. Poi la meningite nella Marca, bimba di 5 anni nel Coneglianese ricoverata in gravi condizioni. È stata avviata la profilassi per circa un centinaio di persone che nell'ultimo periodo hanno avuto contatti con la piccola. Ancora un caso di meningite nella Marca. Sono stabili ma gravi le condizioni della bimba di 5 anni ricoverata nel reparto di rianimazione pediatrica dell'ospedale di Vicenza. La piccola, 5 anni, residente nel Coneglianese, è stata portata dai genitori nella notte tra sabato e domenica al pronto soccorso di Conegliano con febbre alta, cefalea e vomito. Immediata la diagnosi con l'avvio della terapia antibiotica, il ricovero al Santa Maria dei Battuti e poi, vista la gravità delle condizioni della bimba, il trasferimento in elicottero a Vicenza.
Le analisi hanno accertato che si tratta di meningite di tipo B, meno aggressiva della C, ma comunque molto pericolosa e contagiosa. Per questo il Dipartimento di Prevenzione del distretto Pieve di Soligo ha avviato la profilassi per tutte le persone che hanno avuto contatti stretti con la bambina. Oggi abbiamo iniziato a prendere in carico tutti i ragazzini, i bambini della scuola materna e i familiari, e proporremo sempre questa settimana la vaccinazione per familiari e tutti, perché conviene fare una copertura nel tempo, visto che abbiamo avuto questo episodio. Oltre ai familiari sono stati sottoposti a terapia antibiotica anche i compagni di classe dell'asilo frequentato dalla bambina, le insegnanti, ma anche altri amichetti ed adulti che avevano avuto contatti con la piccola, complessivamente una 60 di bambini e 40 adulti. La bimba non era stata vaccinata contro la meningite, vaccinazione che, pur non rientrando tra quelle obbligatorie, fa parte di quelle fortemente raccomandate ed effettuate, ma solo a partire dal 2015, nel calendario vaccinale ad un mese di vita, con richiami negli anni successivi. Per questo l'azienda sanitaria consiglia vivamente agli altri bambini la vaccinazione, non considerata al momento la vaccinazione di massa come accadde nella Marca nel 2007. Non creiamo allarmismi adesso, diciamo che voglio dire, questo è un caso isolato, se dovessero esserci altri casi manteniamo monitorato il problema, allora in questo caso qua sì, ma sarà la nostra cura a fare, appunto, grazie a voi, grazie alla stampa, grazie ai mezzi di comunicazione, casomai comunicazione alle persone. Vasta operazione della polizia da questa mattina, la polizia di Stato italiana insieme tra l'altro all'LKA tedesco nelle province di Salerno, Foggia, Napoli e Verona, nonché in Germania nell'Under della Renania, volta a disarticolare una vasta associazione criminale a carattere transnazionale dedita alle rapine in danno di furgoni portavalori e istituti di credito. Le indagini svolte dai poliziotti del servizio centrale operativo delle squadre mobili di Salerno e Foggia con il coordinamento della procura di Nocera, quindi nel Salernitano, hanno permesso di individuare gli autori di svariate rapine e impedirne altre di imminente esecuzione, anche, lo dicevamo, coinvolgendo la provincia di Verona, e pare che durante questi assalti a portavalori, dicevamo, e istituti di credito, le persone poi finite agli arresti utilizzassero anche armi da guerra. All'inizio si è parlato di una rissa tra italiani migranti, ma a quanto si sa l'episodio di ieri sera attorno alle 19 a Porto Gruaro nel Veneziano ha tutti i caratteri di una vera e propria aggressione a danno di un gruppo di migranti. Uno dei ragazzi feriti lo abbiamo sentito al microfono. Ho visto i ragazzi, non so se italiani e dove, sì, mi hanno detto che guarda il caso negri, non mi risponde perché sono maschio come loro. Un insulto a sfondo razziale, una risposta per le rime, ed improvvisa si scatena l'aggressione. Domenica sera verso le 19, Moussa, 18enne del Senegal con un permesso di soggiorno per motivi umanitari, va in questo supermercato in Viale Trieste a Porto Gruaro per fare la spesa. Con lui altri due immigrati, uno di 22 e l'altro di 16 anni. All'uscita, dall'altra parte della strada, partono alcuni insulti diretti proprio a loro. A lanciarli una decina di persone, italiani, sedute al tavolo della pizzeria. Sulle prime il senegalese lascia stare, fa finta di nulla, ma poi... Hanno fatto insultare la mia famiglia. Ci sono arrabbiato, le risponde. Allora, prima al 4 hanno attraversato la strada e cominciarono a picchiarmi. Partono spintoni, calci e pugni che lo colpiscono in pieno volto. Moussa si difende come può, secondo alcune testimonianze estrae una bottiglia dalla borsa della spesa e la usa per colpire gli aggressori. Poi i tre africani riescono a divincolarsi e si dirigono velocemente nella casa in cui sono ospitati, assieme ad una trentina di rifugiati e di richiedenti asilo, a poche decine di metri dal luogo dell'aggressione. Qui davanti a casa hanno rubato, prende le legna di qua, Pezzi di legno e altri oggetti raccolti da questa rimessa vengono lanciati contro la casa, poi la fuga prima dell'arrivo dei carabinieri. Erano più di 10, non so quanti sono, ma più di 10 sì. Per lui gli altri giovani botte ed escoriazioni, un passaggio a pronto soccorso, ma per fortuna nulla di grave. L'aggressione sembrerebbe opera di un gruppetto di tifosi trevigiani, ieri a Porto Gruaro per seguire il Treviso Calcio. Ne sono convinti i gestori ed avventori di questo kebab, dove i tifosi si sarebbero fermati dopo la partita per comprare degli alcolici. Al vaglio dei carabinieri le targhe delle auto in fuga, annotate da alcuni testimoni, per confrontarle con quelle presenti allo stadio. Autonomia del Veneto non è il referendum della politica ma dei veneti vecchi e nuovi, parole del presidente Luca Zaia che invita a recarsi alle urne.
Dopo l'intervento a sorpresa del Patriarca di Venezia, che si schiera apertamente a favore del fronte del sì all'autonomia del Veneto, ma ponendo un contemporaneo veto per l'indipendenza, prende parola anche il governatore Luca Zaia. Il Patriarca è la voce più autorevole che abbiamo, assieme poi a tutti i vescovi del Veneto. A me fa piacere che ancora una volta si prendano una posizione. Posizione che, a detta del Presidente di Regione, dimostra che questo del prossimo 22 ottobre non è il referendum della politica, bensì il referendum dei Veneti e dei nuovi Veneti. Del resto la Chiesa non può che mutuare un sistema che già conosce da secoli, che è quello dell'autonomia e del federalismo al suo interno, e quindi pensare che anche il Veneto possa mutuare sistemi che la Chiesa ha già collaudato penso sia un atto di coerenza da parte loro. E a chi gli chiede come mai in Lombardia la propaganda elettorale sembra essere per il momento più capillare nel territorio, con molte più affissioni che nel Veneto, risponde così. Ognuno ha le sue strategie. Alla fine vedremo, nel senso che noi non abbiamo voluto forzare, perché pensiamo che forzare significhi anche, come si può dire, rischiare di legittimare, parlo per il Veneto, non parlo per la Lombardia, di legittimare magari qualche riflessione politica. Io invece penso che nel momento in cui mettiamo nelle condizioni i cittadini di sapere, e di questo si sa che ci sarà un referendum, dopodiché ognuno è libero di scegliere cosa fare. Si sappia che il giorno dopo, se non ci sarà quorum, se non ci sarà voto maggioritario a favore del sì, nessuno può più parlare di autonomia, perché si chiude il capitolo dell'autonomia. Unico nemico da sconfiggere, l'astensionismo, conclude. Dite a tutti che quel giorno tutti noi veneti non abbiamo alibi. Andate a votare sì, andate a votare no, andate a astenervi, ma andateci. E sapete che nel Partito Democratico c'è una linea ufficiale che è quella del sì, ma ci sono anche divisioni all'interno, con alcuni esponenti che sostengono invece l'astensione. Referendum per l'autonomia del Veneto, dopo le province anche i comuni si pronunciano per il sì. Il conseguimento di una maggiore e reale autonomia rappresenta per i primi cittadini riuniti nell'assemblea dell'ANCI una grande opportunità e la continuazione di un percorso iniziato con la riforma del titolo V della Costituzione varata nel 2001. Eppure, nonostante questa sia la posizione ufficiale, tra i primi cittadini del PD, che pure ha indicato la linea del sì, perplessità, malumori e distinguo sono numerosi. Io avrei assolutamente fatto modello a Emilia Romagna, andare allo Stato, nel governo centrale, sedersi ad un tavolo e chiedere quelle cose che sarebbero potute discutere assieme e ottenere quello che si poteva ottenere risparmiando 14 milioni di euro dei cittadini veneti. Io sono disponibile a intraprendere qualsiasi tipo di percorso con chiunque nel momento in cui c'è da intraprendere una riflessione politica sull'efficientamento della spesa pubblica e sul federalismo vero. Questo sì, e quindi siamo disposti a ragionarvi. Dopodiché penso che bisogna guardare in maniera oggettiva a quelle che sono le possibilità reali che ci sono con questo referendum, le possibilità reali oggettive che ci sono il giorno dopo e le soluzioni che possono essere intraprese, e su questo penso che ci siano dei grossi limiti. Ed anche tra i parlamentari democratici si solleva la perplessità sul quesito referendario e soprattutto su quello che effettivamente avverrà dopo il voto del 22 ottobre. È scontato un sì. Chi non vuole che venga applicato il 116 terzo comma, fra l'altro costruito dalla politica del centro-sinistra nel 2001? Assolutamente sì. Il vero problema nostro dei veneti è concretizzare le politiche, pianificare il nostro territorio. Ecco, io vorrei dalla politica regionale anche il coraggio di fare delle scelte, di portarle avanti e non solo ovviamente di fare degli slogan e fare della propaganda. Adesso a Lonigo, nel Vicentino, per la mega manifestazione di ieri, il no all'inquinamento, riferimento chiaramente ai FAS, più di 10.000 persone in piazza. Almeno 10.000 persone a Lonigo, mamme, papà, bambini, nonni, cittadini, associazioni. No PFAS, no all'acqua inquinata da PFAS. Tutti uniti nella lotta contro una situazione drammatica che sta mettendo a rischio la salute di centinaia di migliaia di persone. Un caso che interessa le province di Vicenza, Padova, Verona, partenza Parco Ippodromo nel cuore di Lonigo, in quella che è stata definita una delle più grandi manifestazioni di protesta pacifica, un corteo che si è snodato per le vie del centro. Tu sai cosa sono i PFAS?
sono delle sostanze chimiche che non vanno bene per l'acqua, cioè è dannosa. Cosa significa acqua per te? Che c'è vita. Io voglio vivere, non sopravvivere. Il diritto alla vita e l'acqua è il bene più prezioso ed è il dono più grande che la vita ci ha donato. Amiamo la vita e rispettiamola. Vogliamo fare di tutto per avere acqua pulita perché è un nostro diritto. Per poter riavere acqua pulita e non dover rischiare di star male per colpa di persone che vogliono inquinare. Bene dei bambini, dei nostri giovani e il nostro futuro comunque. Palpabile la preoccupazione delle coraggiose mamme no PFAS che lanciano un forte messaggio alla politica, ai sindaci presenti in maniera massiccia, ammettendo l'importante passo compiuto dal governatore Zaia che ha drasticamente ridotto i limiti di PFAS. Le mamme con la dolcezza chiedono a tutti, anche alle istituzioni, di portare l'acqua pulita perché l'acqua è salute, non possiamo inquinarla. E la regione ci ha aiutato e ci ha abbassato i limiti. E questo deve essere però una partenza per migliorare il nostro ambiente. Quello a cui noi tendiamo però è l'acqua zero FAS. C'è paura tra voi giovani anche? Sì, ci sono dei bambini infatti che soffrono perché c'è l'acqua inquinata. Potremmo essere anche noi. Il loro sangue deve essere pulito da queste sostanze. Non devono più berle, non devono più mangiarle, non devono più respirarle. Che messaggio lanciate agli adulti? Di non inquinare, non inquinare le acque perché poi ci rimentiamo sempre noi. Ci fermiamo per qualche istante, a tra poco con altre notizie. Nel 1963, 54 anni fa, la tragedia del Vajont e Longarone e il Veneto ricordano come ogni anno quei momenti terribili, un monito per il presente, un sopravvissuto parla ai nostri microfoni. 54 anni, però per noi superstiti è come fosse ieri. Impossibile dimenticare, impossibile scordare quei sentimenti che in poche ore strinsero tutti coloro scampati all'onda della morte, al mare di fango. Prima lo shock di un paese cancellato assieme alla vita di 1910 persone. Poi il dolore per tutti quei volti svaniti per sempre. Infine la rabbia per un disastro annunciato e ignorato. Sera del 9 ottobre 1963, le lancette dell'orologio sono ferme lì, soprattutto per chi, come Gianni Olivier, è scampato per caso a tutto quell'orrore. Quello che abbiamo impresso nella nostra mente, nella nostra memoria, è indelebile, per cui anche se vivessimo ancora tantissimi anni non potremo mai dimenticare quello che abbiamo visto in quelle settimane, in quei giorni successivi. Sopravvissuto ma con il terribile prezzo da pagare di una famiglia cancellata. I genitori, il fratello 24enne, che come tanti quella sera si trovava al bar di Longarone a vedere la partita di Coppa Real Madrid-Rangers Glasgow, mentre il Monte Toc cominciava a cadere giù. Lui era il capitano della squadra di calcio del Longarone ed era partito 10 minuti prima a casa della fidanzata a 2 chilometri da Longarone. Alle 10:30, siccome la fidanzata non aveva il televisore e noi l'avevamo, ha detto vado a vedere la partita. Quindi ha lasciato la fidanzata a Castellavazzo, era a 2 chilometri da Longarone, ed è arrivato a Longarone, giusto in tempo per andarsene. Ore 22:39, tutto si compie e tutto cambia per sempre per Gianni e tantissimi altri. Gianni che si salva perché è fuori città per lavoro. 54 anni dopo è tempo di ricordare, o meglio, come sempre, è un dovere. È una responsabilità sicuramente di far conoscere questa nostra tragedia a più persone possibili affinché si debba lanciare un messaggio molto forte e chiaro. L'uomo non deve andare contro la natura per interessi soprattutto economici e poi dobbiamo cercare di fare prevenzione, dobbiamo guardare con attenzione la natura e mai metterci contro di lei.
Non si affitta a Meridionali. A Padova è diventato un caso, quello segnalato da un dirigente dell'ULSS, tra l'altro della Campania, che non riusciva a trovare un'abitazione per la figlia in arrivo all'Università di Padova, e scopriamo così che non sarebbe l'unico caso. Non si affitta a Meridionali, niente gente del sud in casa mia. Qualcuno pensa ancora sia stata una provocazione, quella di un padre, dirigente dell'ASL di Caserta, che ha incontrato non poche difficoltà nel trovare un appartamento in affitto alla figlia a Padova. E così dallo sfogo di questo papà ne esce una città chiusa, razzista, ancora molto indietro. Sì, sì. Tipo non affittiamo stanze a stranieri o gente del sud, sì. Maschi, femmine soprattutto, e anche stranieri. Secondo me si fa perché tende a pensare che vivi meglio con una persona che è uguale a te. Chiaramente andare a abitare con qualcuno non è mai facile, quindi credo che chi mette fuori un annuncio cerca in qualche modo di tutelarsi da questo punto di vista. Di queste cose ne avevo sentito parlare, magari non solo come meridionali o del nord, ma anche come stranieri spesso. Secondo te Padova è una città razzista? No, credo di no. Per quello che conosco io mi sembra di no. Cercano soltanto persone del proprio circolo e pensano che con questo sia sufficiente ad avere un buon inquilino, quando invece puoi trovare pessimi inquilini dappertutto. Avevo sentito gente parlare di razzismo, però non mi aspettavo fino a tal punto. Perché se trovo un annuncio del genere so già più o meno il quoziente intellettuale dell'affittuario, quindi di conseguenza non gli darò mai i soldi per un eventuale affitto. Solo il tempo di ricordarvi gli ospiti di 20:10 questa sera. Ci sono Gianni Olivier, un sopravvissuto del Vajont, e Roberto Padrin, sindaco di Longarone, presidente della provincia di Belluno, ovviamente per parlare di Vajont 54 anni dopo, così come subito dopo il telegiornale del Veneto alle 21:20 ci sarà il documentario L'Ecco del Fango, realizzato dalla nostra redazione. È tutto per questa edizione, adesso le previsioni meteo per le prossime ore. Buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Alta pressione in ulteriore rinforzo e dunque bella giornata di sole e clima mite sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tempo stabile con sole prevalente, da evidenziare soltanto una locale parziale nuvolosità e qualche raro addensamento sui monti del nord vicentino. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra i 18 e i 22 gradi, minime sui 10-14 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Locali addensamenti e qualche rapido rovescio in mattinata sul Triestino, ma migliora presto, bel tempo soleggiato altrove. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 19 gradi, minime sui 12-14 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui bel tempo con sole prevalente, da evidenziare soltanto una parziale nuvolosità sui settori centro-occidentali del Trentino. Temperature massime sui 21-23 gradi, minime sugli 8-10 gradi. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti deboli da sud-est. Dal meteo è tutto, arrivederci! Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.